5 luglio 1984, giovedì pomeriggio, salumieri chiusi, non ci potevamo fare manca la marenda. Arrivava a Napoli il messia del pallone. Lo presentavano allo stadio San Paolo e il biglietto costava solo 1000 lire. Mio padre disse: "Ui beh, io devo portare a Bari. Ma se 2000 lire che mi investi in Coppa Maradona e pigliamo la coppia soldi che stanno a stipando per la bicicletta." Ed io: "Papà, ce ne strafrega. Compriamo la bicicletta senza catene, perché noi non possiamo essere schiavi di una bicicletta." Io e papà ci vestimmo tutto d'azzurro, a mezze maniche ma con le sciarpe del Napoli. C'erano 40 gradi all'ombra quel giorno, tenevamo quello impurpato di sicuro. Eravamo felici. Papà prese 10 lire per l'ascensore e disse: "Ui beh, oggi offro io e bafammo cali da fava se chi ci tena." All'improvviso, drin, il suono del telefono. Era il San Paolo, ma non lo stadio, l'ospedale. Zio Giovanni, il fratello di papà, si stava risvegliando dal coma dopo 10 anni. Un urlo di papà squarciò il silenzio del corridoio. "No, no, Giua, proprio oggi. Giua, mi sei brutto cazzo da vita tua. Mi hai rovinato i meglio momenti della vita mia. Ma oggi no, non ti permetto." "Oi beh, egli è papà, che è?" Corriamo al San Paolo. "Papà, ci possiamo togliere almeno le sciarpe?" E lui: "Oi beh, mai." Arrivammo all'ospedale in 7 minuti e 22 secondi. Sulle secolari buche di via Marina schiattammo pure gli ammortizzatori, ma niente ci poteva fermare. L'ospedale San Paolo era vuoto, erano tutti inspiegabilmente allo stadio San Paolo. Di infermieri nemmeno a parlarne. Nel reparto comatologico solo zio Giovanni Travaglia e Sun. Appena ci vide, zio Giovanni canalizzò. È uno zio che canalizza dopo 10 anni di coma e come si sarà visto una saitella in mezzo sanderaci. Mio padre disse: "Oi beh, hai zammi sciarp, usi sta lanciando i fumogeni." A un certo punto il lampo di genio a mio padre: "Papà mia, mettete vicino alla porta e vedi se viene qualcuno." "Papà, ma che buffa? Oi beh, papà, papà, ma stai cantando? Oi beh, ma fossi stronzo. Ti sembra questo il momento?" Fai fare al babbo, Giuseppe. E l'immagine che non verrà mai scalfita nella mia memoria è quella di mio padre, che con lo zio Giovanni può far dormire da voto. "Oi nonna, nonna, no, noi non arel. O lupo sa mangiata Giovanni. Ole, 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 ole. Diego, Diego." Fortunatamente riuscimmo ad arrivare allo stadio proprio quando lui stava salendo le scale che dallo spogliatoio portavano sul campo il campione più grande di tutti i tempi. Colui che ci ha difeso e tolto gli schiaffi da faccia come forse nemmeno noi, napoletani di nascita, avremmo mai saputo fare. Il gol rovesciato alla Lazio, il gol da centrocampo col Verona, le vittorie con la Juve a Torino, ma soprattutto il regalo più grande, l'orgoglio di essere napoletani. Io e mio padre eravamo riusciti ad assistere ad un evento irripetibile, che ha cambiato la vita di molti di noi, ma soprattutto che dello zio Giovanni. Quell'uomo piccolo che palleggiava da lontano si chiamava Diego Armando Maradona.